Buonasera amici delle TNU e buonasera e benvenuti a questo appuntamento con una nuova selezione valida per Miss Italia 2022. Buonasera a voi che siete qui, buona cena a chi sta cenando e ovviamente a chi ci sta guardando attraverso il web. E ovviamente un buonasera anche ai nostri ospiti, alla nostra giuria prontissima per andare ad individuare la più bella tra le belle, andare a individuare le 6 concorrenti che questa sera da qui accederanno direttamente alle finali regionali di Miss Italia, quindi per loro sarà un momento molto importante. Iniziamo subito però con un'amica che lo scorso anno proprio qui si aggiudicò un titolo regionale e poi chi l'avrebbe mai detto che proprio la sera dopo sarebbe diventata Miss Veneto, e per noi è un grande piacere avere con noi Miss Veneto 2021 Nicole Cogo. Buonasera Nicole, bellissima la nostra Nicole, ricordiamo qui si aggiudicò il titolo di Miss Cinema, se non ricordo male, dico bene? Penso di sì. E poi, proprio la sera dopo, diventò Miss Veneto, il bello di questo concorso. Nicole si presenta in questa prima passerella, adesso si accomoda al tavolo ovviamente dei giudici, poi nel corso della serata avremo modo di conoscerla meglio, ne faremo con lei 2 battute. Ci tengo a dire una cosa, lo dico, le ragazze dei concorrenti lo sanno già, Nicole sta al tavolo dei giudici perché la nostra ospite però ovviamente non voterà, anche perché Nicole potrebbe aver condiviso lo scorso anno il camerino proprio con alcune delle ragazze che sono qui questa sera, quindi come usa fare Paola Rizzotti, titolare agenzia Molasciù.it, esclusivista del concorso in Veneto e anche diciamo nel vicino Friuli Venezia Giulia, assolutamente le vincitrici sono nostre ospiti ma si guardano il concorso da una posizione comunque privilegiata, quindi sicuramente. Invece a voi giurati buon lavoro, poi vi presenterò, avremo modo di conoscerci. Cosa avviene? Avviene quello che succede nelle serate di Miss Italia. Vedremo le ragazze uscire da prima con il loro abito, l'abito che loro hanno deciso di indossare per proporsi al pubblico, alla giuria, e in questo caso si presenteranno loro. Poi le vedremo uscire con il body ufficiale del concorso e poi faremo una sfilata di moda con costumi da bagno. Questo però sarà fuori concorso, quindi la giuria le voterà nel primo e nel secondo passaggio. Le ragazze le vedo prontissime. Adesso si comincia, concorrente numero 1, prego, buonasera. Buonasera, mi chiamo Serafina, ho 22 anni e vengo da Venezia. Professione sono modeliera e ovviamente sono qua perché la mia passione sarebbe ispirare, fare la modella. È un po' il sogno nel cassetto, quando ero piccola pregavo per mia mamma, mi facevo le sfilate nel salotto. Io ho degli hobby come guidare la bike, mi piace un sacco, oppure cantare, scrivo, tutte un po' molto forte. E niente, questo sono un po' io, solare, scherzosa, grintosa e tanta voglia di imparare. Molto bene, concorrente numero 1, prego. Intanto io inviterei la concorrente numero 2 a venire già qui vicino a me. A presentarti, vai. Buonasera a tutti, sono Nicole, ho 22 anni, vengo da Cavaltere e nella vita faccio l'impiegata. Hai detto tutto, vai. Concorrente numero 2, lei è Nicole. Inviterei la concorrente numero 3 a venire qui vicino a me. Dai, presentati, ciao. Buonasera a tutti, sono Veronica, abito a Ponte San Nicolò in provincia di Padova e nella vita sono una studentessa di ingegneria gestionale. Molto bene, concorrente numero 3. What if
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Poi avremo anche modo di ringraziare i vari partner. Io comincerei subito con Rocchetta. Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua Olivo Mirano Rocchetta perché è leggera, stimola le diuresi, aiuta a eliminare scorie e liquidi in eccesso, così ogni giorno si sente più bella. Rocchetta, acqua della salute, ed è sempre l'acqua di Miss Italia e della bellezza. Miss Italia e Rocchetta, un binomio di successo. Rocchetta, puliti dentro, belli fuori, clean clean, uno slogan che tutti quanti noi conosciamo. Sei pronta? Vieni con corrente numero 4. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. Sono Cappi, ho 18 anni, da poco mi sono diplomata in un istituto tecnico turistico e tra poco entrerò nell'università in digital marketing. Molto bene, concorrente numero 4. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? Ringraziamo Miluna Gioielli. Miluna è il regalo di un valore che dura nel tempo, il gioiello perfetto per le ricorrenze e momenti speciali. Miluna corona sentimenti di affetto e sogni di bellezza, come quello di diventare Miss Italia e indossare la preziosa corona creata da Miluna. Numero 5, eccola qui. Ciao, buonasera. Sono Sara, vengo da Montefice e ho 22 anni. Nella vita studio management delle aziende sanitarie e lavoro in ospedale. Molto bene, concorrente numero 5, prego. Knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside. Inviterei la prossima concorrente, la numero 6. That's and a string. You don't understand the pain it brings. Buonasera a tutti, sono Linda Martini, ho 18 anni, vengo da Padova e studio al liceo delle scienze umane. Molto bene, concorrente numero 6. I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Poi andiamo a parlare di Chissimo Biancaluna, è l'intimo made in Italy che vedrete indossato dalle nostre splendide ragazze, sì, avete capito benissimo. Chissimo Biancaluna è una delle pochissime aziende che produce tutte le sue collezioni di intimo e pigiami in Italia, ma il marchio Biancaluna non è solo intimo, è un mondo intero di biancheria per la casa che potete scoprire nei negozi di arredo tessile della vostra città. Chissimo Biancaluna. Pronta la prossima concorrente? Prontissima! Buonasera a tutti, sono Nicole, ho 19 anni, quest'anno mi sono diplomata in scienze umane, il prossimo anno volevo andare a fare scienze motorie. Molto bene, concorrente numero 7, Nicole. La prossima, la numero 8. Vai. Buonasera a tutti, mi chiamo Noemi e vengo da Noventa Vicentino in provincia di Vicenza, ho 20 anni e nella vita studio ingegneria ambientale all'Università di Padova. Molto bene, Noemi, concorre con il numero 8. E abbiamo con noi la numero 9. Buonasera. Buonasera a tutti, mi chiamo Chiara, ho 22 anni, vengo da Carrare, nella vita sono immigrata. Hai detto tutto, vai, concorrente numero 9, lei è Chiara. Grazie, si è preparata la numero 10 che andiamo a conoscere. Buonasera a tutti, io mi chiamo Andrea Vittoria, ho 21 anni, vengo da Arzignano. Nella vita studio giurisprudenza e sono un insegnante di danza e pole dance. Molto bene, concorrente numero 10, corretto.
anni, vivo a Roncade e nella vita sono la proprietaria di un piccolo negozio nel quale vivo. Molto bene. Concorrente numero 11. Got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold, behold. Andiamo con la prossima, prontissima. Buonasera a tutti, sono Serena, ho 21 anni, vengo da Cavaillon Veronese, studio biotecnologia e sono una make-up artist. Lei è Serena e concorre con il numero 12. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the Prego, andiamo a conoscere la concorrente numero 13. Buonasera a tutti, sono Giorgia, ho 18 anni e sono una studentessa che frequenta il quinto anno di informatica. Molto bene, concorrente numero 13, lei è Giorgia. got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got Andiamo alla numero 14. Buonasera a tutti, mi chiamo Lisa, ho 24 anni, quasi 25, vengo da Cavarzero in provincia di Venezia e nella vita studio e sto lavorando come educatrice alla scuola primaria. Molto bene, concorrente numero 14, lei è Elisa. Pronta la prossima, la numero 15. Gloria, ho 24 anni, lavoro come commessa sulla maglia. Molto bene, numero 15. Pronta la concorrente numero 16, vai. Buonasera a tutti, sono Giorgia Franklin, ho 22 anni. Nella vita pratico karate a livello agonistico e lavoro presso il processo. Molto bene, vai. La concorrente numero 17 che si presenta. Buonasera a tutti, sono Lucia, ho 18 anni, frequento il liceo di scienze umane, vengo da Padova e nella vita ho una grande passione che è quella della danza, infatti studio danza classica e moderna da quando ho 3 anni. Molto bene, numero 17. Numero 18. Buonasera a tutti, sono Elisabetta Dosso, sono laureata in economia aziendale e ora Molto bene, vai. Numero 18. Elisabetta. Some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. Concorrente numero 19 che era I Giorgia. don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. Buonasera a tutti,
Io sono Beatrice, ho 20 anni e lei Danira e nella vita studio lingua capo-euskera. Molto bene, vai. Walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young one. Adesso si va a mettere il voto definitivo, quindi questa seconda uscita sarà importantissima, ma diamo la possibilità a Beatrice, la concorrente numero 19, di terminare il suo percorso. Intanto ne approfitto per ringraziare e salutare gli amici che stanno seguendo attraverso il G di Ferro. Grazie Mario per essere con noi, ovviamente ringrazio anche fotografi e cameraman che sono qui, che stanno realizzando dei servizi su questa bellissima struttura. Intanto detto qua, se no lo vedo il quadretto. Lasciamo spazio loro, alle ragazze, che sono le vere grandi protagoniste. 83 anni di Miss Italia, perché in realtà davvero le grandissime protagoniste di questo concorso sono da sempre solo loro, con il loro sorriso, con la loro simpatia, con la loro intelligenza riescono a farci così in qualche modo sorridere e magari, perché no, per qualche istante dimenticarci un po' i problemi, perché Miss Italia è anche un evento che unisce il nostro paese. Pensate che questa sera ci sono tantissimi amici in giro per l'Italia che stanno facendo selezioni come questa, quindi tante ragazze che si mettono in gioco, tanto pubblico che in qualche modo condivide qualche ora di spensieratezza. In fondo Miss Italia è anche questo, è anche questo. Bene, io vedo le ragazze prontissime con il body, la giuria altrettanto. Io prima vorrei presentarla la giuria, iniziando da il nostro patron delle Tegnue, Annellino Tiozzo. Grazie a lei, ma ovviamente ringraziando lei ringraziamo tutta la sua famiglia che ci dà la possibilità di trascorrere queste belle ore insieme a voi. Poi abbiamo la direttrice, ecco attenzione, io gli appunti li ho presi tutti in ordine sparso, ho cominciato con Annellino, ovviamente vi siamo visti appena arrivati, poi per noi i giurati sono tutti importanti, è solo l'elenco in base a come ho preso gli appunti. Nicoletta Zennaro, che è la direttrice eventi del Caffè Pedrocchi, grazie per essere con noi. Poi c'è con noi Alessia Zennaro, poi ci sono 3 amici di Radio Stereo Città, Matteo Ioffellas, Elisa Pietrobone e Massimiliano Abagnale. Poi abbiamo, grazie, fate l'applauso. Poi abbiamo il presidente del consorzio Lidi di Chioggia, che è Elena Boscolonata, grazie anche a lei per essere qui con noi. Poi 2 amici che si occupano di pubbliche relazioni, che sono Gabriele Borgatto e Matteo Palma. Grazie per essere qui con noi. L'ho detto poi al tavolo, per chi si fosse aggiunto, perché vedo pubblico si è aggiunto, abbiamo anche Nicole Cogo, che è Miss Veneto in carica, che si siede al tavolo come ospite, poi più tardi avremo anche modo di averla qui insieme e conoscerla un po' meglio. Ma andiamo avanti, vogliamo concentrarci su quelle che sono, cara Nicole, le prossime candidate al titolo di Miss Veneto, perché le 6 concorrenti, le prime 6 classificate questa sera, accederanno alle finali regionali in Veneto. Sapete che Miss Italia ha più finali, tra l'altro una ne faremo anche qui alle Tegnue, e poi ovviamente la finalissima di Miss Veneto. Quindi, cara Nicole, tu in queste serate sei impegnata a vedere quella alla quale consegnerai la fascia e la fascia resta sempre tua, al limite alla corona. La fascia è mia, la corona fate quello che volete, ma la fascia resta mia. Siamo pronti? Siete pronti? Concorrente numero 1, prego, vai.
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I started to do. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of bluff, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. Ma diciamo che in questo momento la giuria ha concluso il suo lavoro ufficiale, che è un lavoro comunque complicato e difficile, perché scegliere delle ragazze è sempre molto difficile, soprattutto in un concorso come Miss Italia, che si sa l'importanza che ha questo concorso e le opportunità che questo concorso offre. È bello conoscere le ragazze, noi magari in camerino condividiamo tante ore e scopriamo quelle che sono le loro passioni, le loro aspirazioni. Alcune partecipano a Miss Italia perché magari fanno già le modelle, vorrebbero intraprendere una carriera televisiva. Paola, con la sua esperienza ventennale, trentennale, non lo so, di organizzatrice di eventi nel settore della moda e del settore dello spettacolo, consiglia a tutte, però prendetevi una strada, ma soprattutto studiate, preparatevi, perché è fondamentale. Poi invece c'è un'altra categoria, la chiamerei così, di ragazze che partecipano, e questa forse è una delle cose belle di Miss Italia, partecipano per la soddisfazione, la voglia di sfilare una serata su un palcoscenico di Miss Italia, magari un giorno per raccontarlo alle figlie o alle nipoti, e questa è un'altra bella motivazione, perché ci fa capire il valore di quello che è il nome di Miss Italia. Quindi non è solo una gara, ma è un modo per stare insieme, è un modo per affrontare una passerella che, se ci pensate, il marchio di Miss Italia lo hanno vissuto migliaia di ragazze, e alcune di queste, citiamo Sofia Loren, ne cito una perché viene in mente sempre lei, ma tantissime altre
Gino Lollobrigida, insomma una marea, una schiera di donne poi diventate famose in tanti settori dello spettacolo che sono passate attraverso Miss Italia. Questo è davvero molto molto bello, per questo chiedo un applauso alle nostre concorrenti, perché questa sera hanno deciso di trascorrere insieme a noi questa serata, poi ovviamente la voglia, l'ambizione di provarci è giusta ed è legittima. La stessa voglia in realtà che ha provato lo scorso anno quando arrivò in una selezione, ovviamente ottenne il passaggio alle finali regionali, partecipò alla finale regionale proprio qui all'Etegnu e la vinse, però poi sapete che Miss Italia ha più finali regionali perché questo prevede il regolamento, quindi ogni ragazza vince le selezioni, va alle regionali, la vincitrice di ogni finale regionale va alle prefinali nazionali, poi ci si rimette tutte in gioco alla finale di Miss Veneto. E lei il suo percorso l'ha fatto e poi a Miss Veneto a Jesolo si è aggiudicata il primo titolo, la Miss Veneto 2021, Nicole Cogo. Con noi un applauso. Vieni Nicole. Che introduzione lunga che ho fatto per raccontare quello che è il percorso per diventare... Senti, facciamo una cosa, tu hai visto il percorso che facevano le nostre Miss? In qualche modo loro entravano nella sala, fai la stessa cosa, ti fai vedere da qualcuno ti farà strada. C'è un volontario del locale che accompagna la nostra Miss Veneto al percorso all'interno del ristorante, non so se me lo confermate, un po' come si vede il Giro d'Italia quando danno la borraccia d'acqua, che magari dentro uno stuzzichino intanto che passate tra... No, non lo fate, non si fa. Nicole, buonasera. Buonasera a tutti. Sei ritornata qui, avevi vinto Miss Cinema l'anno scorso? Sì, torniamo alle origini. Torniamo alle origini. Senti, selezione Miss Cinema e Miss Veneto. Raccontaci quelle 3 emozioni. Sì, è successo tutto subito, in giro di 2 settimane sono arrivata in finale regionale, tutto molto bello, tutto grande e inaspettato e sicuramente ho trovato delle persone molto speciali nel backstage, delle compagne che mi hanno accompagnato fino alla finale di Roma, sicuramente. Senti, prefinali, quindi a quel punto lì vi lanciate in quello che è la prefinale, vi trovate insieme a altre 180 ragazze, eravate in 180 a Roma e quindi un'altra emozione. Cosa ricordi di quei giorni? Tutto molto veloce anche lì perché abbiamo fatto tutto nel giro di 2 giorni e la cosa bella è che non hanno guardato solo la bellezza ma ci hanno fatto parlare e quindi esprimere chi eravamo veramente. A me è giunta voce che però voi del Veneto avete anche legato molto tra ragazze, mi dicono che c'è stato un bel gruppo. Sì, tuttora vedo le ragazze molto spesso e abbiamo fatto un bel gruppo assolutamente, non c'era competizione, quello è bello. È vero, io lo dico sempre, Miss Italia in realtà è una gara con se stessi, uno deve vincere per se stesso, non c'è la logica di dire io devo, battere la mia amica, assolutamente no. Invece ti chiedo questo, vivere Miss Italia, lo diciamo, lo ripeto, lei non ha votato, però ovviamente l'ospite è seduta al tavolo giuridico. Vivere la selezione da quel tavolo, come si vedono le ragazze che passano e ti riconosci in qualche modo? Quale sensazione hai vedendo la gara, parliamo così, da lì? C'è tanta timidezza, tanto imbarazzo, però è normale, ovviamente ti metti in gioco, quindi sei al giudizio di persone che non conosci e che devi dare il meglio subito in pochi istanti, quindi è normale che ci sia un po' di ansia. Tu facevi già la modella, sei comunque la persona avviata in questo settore. Miss Italia in che cosa ti ha aiutato? Che sicuramente ho avuto più visibilità anche soprattutto sui social e che anche quello ora come ora serve molto. Se tu dovessi dare un consiglio a queste 19 ragazze e magari le altre che vogliono partecipare a Miss Italia e ci stanno guardando attraverso i vari canali? Beh, di provarci e di non arrendersi nel caso non andasse oggi, ci sono un sacco di tappe e è sempre bello mettersi in gioco e sfidarsi. Grazie a Nicole Cogo, Miss Veneto 2021. Grazie Nicole, ci vediamo dopo per le premiazioni, ovviamente, ci vediamo dopo per le premiazioni. Bene, e a questo punto, come dicevo, grazie, io ringrazio ancora la giuria perché insomma sono persone che si mettono a disposizione in realtà di queste ragazze e il lavoro del giurato è sempre molto difficile, però io voglio ricordarlo perché per noi è scontato, le ragazze lo sanno, ma magari il pubblico non lo sa. Ovviamente di queste 19 ragazze le prime 6 classificate andranno alle finali regionali, ma ovviamente, come giustamente ha ricordato la Nicole, ci saranno altre selezioni, quindi le altre potranno rimettersi in gioco e ripartecipare e quindi poter
poter raggiungere l'obiettivo di arrivare alle regionali. Quindi assolutamente questa sera si chiude una tappa, ma non si chiude per loro Miss Italia, perché per tutte loro Miss Italia assolutamente continua. Bene, siete pronte con i vostri bei costumi da bagno a farci questa sfilata, in modo che insomma oggi siamo arrivati qui, c'era il mare di fronte a noi, adesso ovviamente c'è buio, c'è la spiaggia che è alle nostre spalle, è una sfilata di costumi da bagno, ci sta veramente bene qui alle Tenue Beach di Sottomarina di Chioggia, quindi andiamo a questo momento moda mare, ovviamente a voi.
Allora, io ho già in mano il pezzetto della giuria, devo conservare qui, è ovvio che il vento non me lo porti via perché sarebbe un disastro. Io ho visto le giurate, sì, già fatto. Adesso diamo solo il tempo, eccole qui, le ho già viste, Paola Rizzotti armata di fasce corona, pronta per andare a consegnare le fasce e le corone agli ospiti che poi si susseguiranno qui sul palco per andare a premiare. Intanto noi siamo quasi pronti. Ricordiamo che il titolo in palio questa sera è Miss Village Oasi, ovviamente di Chioggia. Ricordiamo ancora una volta che le prime 6 classificate accederanno alle finali regionali di Miss Italia e una di queste finali le faremo proprio qui nel mese di agosto, quindi ci ritroveremo, ma in quell'occasione, mentre questa sera e l'altro appuntamento le vincitrici accedevano alle finali regionali, quando ci rivedremo ad agosto la vincitrice accederà direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia, quindi appuntamenti davvero molto importanti. Ma tant'è, intanto noi andiamo avanti, altre 6 ragazze da questa sera andranno alle finali regionali. Io invito le nostre 19 bellissime concorrenti, mi permetto di dirlo, di fare una lunga, se vi spostate da questa parte frontale perché io farei fare un altro giro attraverso la sala del ristorante per salutare tutto il pubblico che è lì dentro, quindi lasciamo un varco qui nel mezzo, prego, eccole qui, rivediamole insieme ancora una volta: Sara, Nicole, Veronica, Luca, Sara e poi Linda, Nicole, Noemi, Chiara, Andrea, Marlene, Serena, Giorgia e poi ancora Lisa, Gloria, Giorgia, Lucia, Elisabetta e Beatrice. Ok, allora iniziamo con la sesta classificata. Ammessa, lo ricordiamo ancora una volta perché adesso si scherza ma adesso è importante, dobbiamo ricordare la cosa ufficiale, io lo ricordo ancora una volta, le prime 6 classificate accederanno alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Sesta classificata questa sera è la concorrente, pronta Nicoletta Zennaro a consegnare la fascia della sesta classificata? La numero 17, Lucia Lorenzini. Quinta classificata è la concorrente numero 10, Andrea Vittorio Bastianello, è lei! Concorrente numero 1, Sara Pilla di Venezia. Ed ora, per premiare la terza classificata, chiamiamo Gabriele Tiozzo. Gabriele, pronto con la fascia? Grazie ancora alla famiglia Tiozzo per la grande ospitalità e per darci la possibilità di fare una serata in una location così bella. Terza classificata, ci siamo? Terza classificata è la concorrente numero 7, Nicole Parrano di San Pietro di Feletto. Right.
arrivato il momento di premiare la prima classificata, quindi ci prepariamo con Anellino Tiozzo con la fascia, poi abbiamo la signora Elena Bosco Lunata, presidente di Lieti di Chiodi, grazie per essere stata con noi questa sera. Nicole, pronta? Prontissima. Paola Rizzotti, organizzatrice di Miss Italia in Veneto, lo diciamo sempre anche in Friuli Venezia Giulia. Com'è andata la serata? Ma io, come lo dico sempre, sarò ripetitiva, però per me venire qui alle TVE per stare in questo posto bellissimo, lavorare con la famiglia Tiozzo è un piacere ed è famiglia. Devo dire che è stata una bellissima serata, ragazze bellissime, bravissime, questo effetto speciale del vento veramente vi ringrazio perché la famiglia Tiozzo pensa proprio anche a tutto. E complimenti a tutte le ragazze e alla prossima. Ci vediamo le prossime. Ma adesso dobbiamo premiare la vincitrice del titolo Village Oasi Quindi di Chiodi. Prima classificata, anche lei ovviamente ammessa in finale regionale in Veneto di Miss Italia, è la concorrente numero Mi dispiace per loro perché ci sono un po' di ragazzi che sono in rapida attesa. Che dite, lo diciamo? Dicono sia il numero perfetto. La numero 3, Veronica Canova di Ponte San Nicolò in provincia di Padova. Il primo titolo, non sappiamo qual è la classifica, quindi potrebbe essere arrivata seconda e terza, adesso non lo so, l'unica cosa che potevano fare è vincere, però sono finaliste regionali e io vado a presentarle perché ci fa davvero molto piacere. Facciano un passo avanti, Linda Martini, la numero 6, lei è già una finalista regionale, ci fa piacere che sei venuta a trovarti, anche perché spesso vengono per condividere il palcoscenico e soprattutto per fare un po' di esperienza in questo concorso che non fa mai male. Poi abbiamo Marlene, la numero 11, un passo avanti, anche lei è già finalista regionale. Poi abbiamo la numero 18 Elisabetta e Beatrice la numero 19, anche loro sono finaliste regionali. Ma questo applauso lo facciamo ovviamente a tutte le protagoniste di questa serata, che sono state Sara, Nicole, Veronica, Lubna, Sara, Linda, Nicole ancora, Noemi, Chiara, Andrea, Marlene, Serena. Poi abbiamo ancora Giorgia e quindi ancora Lisa, Gloria, Giorgia, Lucia, Elisabetta e Beatrice. Queste sono state le grandi protagoniste di questo appuntamento qui alle TVE Beach. Complimenti ovviamente alle vincitrici, in bocca al lupo a coloro che sono già finaliste regionali, infatti per loro la gara è un pochino meno impegnativa perché il passaggio alle finali ce l'avevano già, ma soprattutto aspettiamo tutte le altre concorrenti perché il percorso di Miss Italia è ancora lungo e potrà sicuramente riservarvi ancora tante soddisfazioni. Ma intanto tant'è, questa sera dalle TVE Veronica, Gloria, Nicole, Sara, Andrea e Lucia vanno ad aggiungersi al gruppo delle finaliste regionali dell'83esima edizione di Miss Italia. Grazie a voi che siete stati con noi, grazie, buona serata e in bocca al lupo a queste bellissime ragazze.